Giorno 16 arriva Maurizio Zambarini qui ad Agrigento, un imprenditore molto conosciuto anche perché è il presidente del Palermo Calcio. C'è questa ferma volontà di investire anche nella nostra provincia. Sì, Maurizio Zamparini ha abbracciato con tanto vigore l'iniziativa del Patto per il Territorio di Agrigento e lo vedrà qui presente sabato 16 presso il Grand Hotel dei Templi del Villaggio Mosè. Ci sarà questa grande manifestazione, pertanto invito tutti i nostri amici ad essere presenti alle ore 11 perché sarà un momento importante per tutto il nostro territorio. Noi ci proponiamo di argomentare le nostre iniziative in quella sede, i progetti che questo movimento si propone di portare avanti saranno importanti e saranno sicuramente da stimolo per tutta la politica agrigentina. C'è qualche già progetto in itinere che magari volete sottoporre all'attenzione di Zambarini? No, non li sottoponiamo all'attenzione di Zamparini. Con Zamparini è da un anno che facciamo delle riunioni molto tecniche. La presenza di Zamparini che ha abbracciato questa idea di movimenti civici e di rivoluzione della politica, perché siamo nel 2000, ormai non si può tenere il passo con la politica di vecchio stampo, ha abbracciato molto, dicevo, con interesse, e non ha fatto altro che fare delle riunioni in questo anno in cui abbiamo partecipato i responsabili con i tecnici, soprattutto dell'economia, perché se noi vogliamo dare una svolta, la politica deve acquisire il nuovo linguaggio dell'economia, ma della nuova economia. Solo così un territorio come quello della Sicilia, ma anche di tutta l'Italia, perché Zamparini questa cosa non la sta soltanto dirigendo in Sicilia. Ci sono molte regioni dal Piemonte a scendere dove Zamparini ha creato questi movimenti che vogliono essere alternative alla politica stantia, cioè dare un nuovo corso, ma non escludere i politici definitivamente dalla politica. Non si può fare politica senza l'organizzazione della politica, ma visto che alla politica in 22 anni abbiamo dato 22 anni di tempo, invece di organizzarsi è andata in dissesto totale, allora interveniamo noi, i movimenti civici che rappresentano la gente, ma siamo politici che facciamo i movimenti civici. Abbiamo fatto tante riunioni a casa di Zamparini, anche sullo yacht di Zamparini, perché no, un po' di gossip ci vuole, dove lui ha portato grandi economisti americani che ci hanno spiegato tante cose. Abbiamo in nuce molti progetti. Sabato al Grand Hotel dei Templi non sentirete la solita passerella dei politici, sentirete parlare di progetti, di programmi concreti, cioè i progetti non si annunciano, bisogna fare questo, lo sanno dire tutti. Noi diciamo questo che bisogna fare, si deve fare così, e dimostriamo come si può svegliare la Sicilia.